Buonasera a tutti, siamo qui con Pacio Quagliai Paco, sei un asnalo. e Paco Guanciale. Dai, su proprio, non ti offendas. Non mi contraddica, altrimenti cazzotto. Noi stasera, in qualche minuto, rifaremo la storia del colon. Sì, raccontiamo come il colon è riuscito a sollevarsi da terra. A vincere per la prima volta la gravità con questo... È il sogno di Icaro che viene realizzato in realtà nel 1783 dai fratelli Mongolfiera con la mongolfiera, soprannominata mongolfiera, utilizzando un principio vecchio di 2000 anni, il principio di Archimede, che aria più calda, più idrogeno, meno azoto, che galleggia nella sfida. Ecco, però loro non salirono sulla mongolfiera, cioè mandarono un paio di rappresentanti spezzenti. Sì, sì, quelli che... Muso. Abbiamo qui delle immagini, ecco, che mostrano Sì, dei colon in movimento, Si vede molto recenti. recenti anche. Molto bene. Qui abbiamo un modellino che ci ha preparato Giuseppe Scioddi con una mini galleria del vento che ci aiuta a capire un colon in erezione. Facciamo partire la nostra galleria del vento, la prostata si solleva, la spiegazione più semplice che possiamo dare è questa. Le ali permettono all'aratro di rimanere in alto, l'aria deflette verso il basso e chi di defletto perisce, di defletto sparisce. Molto bene, grazie. Ma chi ha spento la luce? Forse qualche problema tecnico. Colpa tua, amico, questo attrezzo robolando ne con una lampadina. Malite. No, allora, ritorniamo ad Archimede, insomma. Da, tu e Archimede, Aspetta.